Adesso non posso. Sì, perché ho una registrazione. No, non lo so bene, un tizio che non conosco mi ha chiamato e adesso sono qui in questo studio. Tra l'altro non so neanche come ha fatto ad arrivarci, è sperduto, in mezzo alla campagna, sì. Sì, no, penso sia la registrazione del riassunto di un libro. Senti, ti devo lasciare adesso che devo cominciare. Ci sentiamo dopo. Sì, no, scusa. Sì, va bene, dai. Ci sentiamo dopo. Ok? Ciao, ciao, grazie. Ciao. Un invito misterioso. Non conosco gli Owen. Ho ricevuto un telegramma dal mio compagno, Badger Berkeley. Mi pregava di raggiungerlo qui e sono venuto. Che nasconde una trappola. Ebbi una lettera da questo signor Owen. Pensai di averlo incontrato qualche volta al circolo. Faceva il nome di alcuni miei vecchi compagni che avrebbero dovuto essere qui. Segreti che si pensavano sepolti. Signore e signori, silenzio, per favore. E dai quali ora non puoi più scappare. Siete accusati di avere rispettivamente ed in tempi diversi commesso quanto segue. Non ci sono barche nell'isola e non c'è neanche il telefono. 10 piccoli indiani. Non ho il minimo dubbio che siamo stati invitati da un pazzo e probabilmente da un pericoloso pazzo omicida. Il capolavoro di Agatha Christie. Avete niente da dire in vostra difesa? Non respiro. 10 piccoli indiani. Prossimamente tra le vostre mani. Avete pensato che si trattasse del trailer di un film? Dite la verità. Il solito trailer di un film. E invece non lo è. È un trailer, questo è vero, ma di un libro, di cui sono state vendute 110 milioni di copie nel mondo. Il libro giallo più venduto in assoluto. Io ho detto che non è il trailer di un film, però a pensarci bene, sì, forse lo si potrebbe considerare tale. Anzi, senza forse, sì, io mi sono sbagliato. Lo è. È il trailer di un film, del film più bello che mai avreste potuto pensare di vedere. Perché può essere un film fatto da voi. Un film nel quale sarete voi a scegliere i volti dei personaggi, a scegliere i costumi, la scenografia, e il colore del cielo durante la tempesta e quanto forte sarà il rumore del mare in burrasca. Tutto, in poche parole. Sarete voi a scegliere tutto. Perché questo è il libro. Ma qualsiasi libro, voglio dire, non soltanto 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Ogni libro diventa un film con l'aiuto della vostra capacità di immaginare. Avere un libro tra le mani, tra le vostre mani, significa avere nelle vostre mani e poter fare il film più bello del mondo, perché sarete voi a girarlo. Sarete voi a decidere ogni cosa. Beh, ogni cosa a parte la storia, naturalmente. La storia, la trama, quella l'ha decisa lo scrittore. Ma che meraviglia, che meraviglia. In questo caso, pensate, voi lavorereste gomito a gomito con Agatha Christie, la più grande scrittrice di romanzi gialli della storia della letteratura. Lei ha scritto la storia, e la storia racconta di 10 persone che sono state invitate in una villa che si trova in una piccola isola del Devon, in Cornovaglia. Gli invitati non si conoscono tra di loro. E una volta arrivati, scoprono che i proprietari, i signori Owen, non ci sono. Ad aspettarli ci sono solamente i domestici, 2 domestici, marito e moglie, i quali, come ognuno di loro, non hanno ancora conosciuto il signore e la signora Owen. Che faccia potrebbero avere i domestici? Sta a voi deciderlo. Decidete voi anche tutti gli altri protagonisti, se sono alti, bassi, grassi, decidete qualsiasi cosa. Già, ma chi sono gli altri protagonisti? Gli altri 8 presenti nella villa? Beh, allora c'è un giudice da poco in pensione. C'è una giovane insegnante di ginnastica che ha dovuto rinunciare al suo lavoro di governante dopo la morte del bambino da lei accudito. E poi c'è un avvenente e scapestrato rampollo di una ricca famiglia inglese, con una irrefrenabile passione per le automobili e l'alta velocità. Tra lui e Vera, la giovane insegnante di ginnastica, nascerà una simpatia, un'attrazione. A voi decidere come si svilupperà questa attrazione. Poi abbiamo anche un
un ex capitano ed esploratore dal passato turbolento e in crisi finanziaria. E poi c'è un medico, un chirurgo, di una certa fama anche. E questo chirurgo è stato chiamato sull'isola dal proprietario della casa per seguire la salute della moglie. Io ci tengo a ricordarvi che, come vi ho detto prima, tutti gli invitati non si conoscono tra loro e quindi possiamo immaginare con quanta curiosità tutti si guardino reciprocamente a mano che fanno la loro apparizione nella villa. Immaginate con quanta curiosità chi è già arrivato possa assistere, ad esempio, all'ingresso addirittura di un generale, un veterano della Prima Guerra Mondiale, e poi all'ingresso di quell'uomo ruvido, rozzo anche, che sembra osservare tutti gli altri con particolare attenzione. Arrivano tutti, anche un'anziana signora puritana, bigotta, dal comportamento molto rigido, arrivano tutti trasportati dall'unica piccola barca che fa la spola con la terraferma. L'unica piccola barca che, finito il trasporto degli ospiti, abbandonerà l'isola. Gli ospiti sono tutti arrivati. Sono 10, compresi i domestici. 10 come le statuine raffiguranti dei piccoli indiani che fanno bella mostra di sé nel salotto della villa. La loro presenza non è sfuggita all'attenzione degli ospiti, come non è sfuggita loro quella filastrocca appesa alla parete che racconta della tragica sorte di 10 piccoli indiani che ad uno trovano la morte. Una morte differente per ciascuno di loro e una morte descritta con dovizia di dettagli. Fino a qui niente di particolare, nulla. Tutto cambia, però, quando a interrompere le chiacchiere dei presenti arriva una voce misteriosa, contraffatta, una voce che sembra non umana. Una voce che si rivolge a ciascuno di loro chiamandoli per nome e che a ciascuno di loro rinfaccia di avere in passato provocato la morte di qualcuno. In poche parole, li accusa di essere degli assassini e chiede loro di discolparsi se ne sono capaci. La paura, ovviamente, la paura comincia a serpeggiare nella villa e il sospetto. Ma di chi è quella voce misteriosa? E quale può essere lo scopo della convocazione in quella villa, in quell'isola? Tutti si guardano con timore e con diffidenza reciproca, perché ciascuno si chiede se ha davvero davanti a sé persone che in passato si sono macchiate di un omicidio. La tensione, tra 1000 domande e interrogatori e confessioni, cresce all'inverosimile e assieme ad essa cresce il bisogno di scoprire le intenzioni e l'identità di quel pazzo che ha deciso di seminare il panico, perché di panico si tratta. È uno dei 10, su questo non c'è dubbio, perché l'isolotto, e hanno fatto una perlustrazione, è completamente disabitato. Una volta compreso che le promesse di un lavoro, oppure la prospettiva di passare giorni spensierati in quella elegante dimora, erano stati soltanto delle bugie per attirarli lì, tutti convengono sulla necessità di abbandonare l'isola il prima possibile. Ma c'è un problema, però. E il problema è che la barca, prima dell'indomani mattina, non tornerà. E chiamarla per farla venire è impossibile, perché nella villa non c'è il telefono. Quando tutti quanti si rassegnano a dover passare la notte in quella casa, accade qualcosa che sancisce l'inizio dell'incubo. Anthony Marston, ve lo ricordate, no? Quel ragazzo spavaldo, amante della velocità, quello che flirtava con Vera, la giovane insegnante. Beh, Anthony comincia a tremare, a irrigidirsi e a respirare con fatica e cade a terra. È morto, avvelenato. L'odore di mandorle tipico del cianuro non sfugge al dottor Armstrong. Ora la domanda è questa: suicidio o omicidio? I nervi del giovane non hanno retto la tensione e lui ha scelto di togliersi la vita? Oppure qualcuno che si crede Dio, ha deciso per lui
giustiziandolo per avere in passato investito e ucciso 2 fratellini mentre guidava a folle velocità. Nel clamore che la morte di Anthony ha suscitato, qualcuno dei superstiti si accorge di un dettaglio, già un dettaglio, ma che si rivelerà fondamentale. Una delle 10 statuine raffiguranti i piccoli indiani si è spezzata. Spezzata come la vita di quel ragazzo. Come spezzate nelle ore a venire saranno le vite di altri ospiti. Di chi? Vi state chiedendo. Chi sarà a morire? Vi state chiedendo. Chi è l'assassino? Io non voglio dirvi di più, per non rovinarvi la sorpresa, naturalmente. Ma quello che vi posso dire è che qui, tra queste pagine, c'è la risposta a tutte le domande che state cominciando a farvi e le cui risposte vi porteranno a un finale che ha dell'incredibile, un finale che ha reso questo libro, 10 piccoli indiani, un immortale capolavoro. Ora sta a voi, soltanto a voi, continuare il film, come lo abbiamo definito prima, continuare il film che abbiamo iniziato insieme. E per farlo vi basterà avere questo tra le mani. Silenzio, per favore. Sei accusato di avere in passato commesso quanto segue.